E siamo qui nella Paranza San Massimo e io ti ho chiamato, sai perché Tino? Come ben tutti sanno, ormai si sa, io ormai so già un bel po', diciamo sono al 40% conoscitore della festa. Sto studiando, io sono uno che quando una cosa poi mi appassiona e mi piace studio, se no presento senza studiare. Dopo Io vediamo che voto ti dà Nicola. Stiamo guardando. Nicola dai voti. Mi sto appassionando. Una volta Nicola confessava, infatti. No, tu non le sai queste cose. No, io le devo sapere. Il pubblico da casa lo sa, ci segue, quindi... Ah, perfetto. No, io le devo sapere, però... ti spiego. Io ti ho chiamato qui con me, poi perché visto che adesso si parla di aneddoti e si parla di modi di fare e modi di dire, ho bisogno per forza della tua collaborazione. Se io ti dico bambini... Tu che cosa mi dici su questa? I bambini è il termine coniato da Nicola nel allora, 1994. Eccoci così. qua. Nicola, è vero? Nicola. Sì, è vero. Perché li chiamava i bambini? Perché Nicola, bello e buono, non vedeva più i suoi ragazzi della sua generazione, ma trovò una marea di giovani e disse: ma chi sono i bambini? E allora nacquero i bambini. Che bello, ecco. Tutti figli di Nicola. Tino, e poi sta cosa molto bella, e i fasulli non si cuociono con la paglia. Nicola, facciamolo dice a Nicola. Sì, Nicola. Era il 2004, vai Nicola, vai. Mi fa solo un suo con la paglia, scusa. Allora, questa cosa per un anno intero fece parlare Nola, tutto quanto, ma perché si fa solo un suo una capa? Perché? Perché se tu non metti il legno sotto a caurare, i fagioli non si cuociono. Hai ragione. Allora che significa? Bravo. Se non metti la gente sotto il ciglio, Bravo. il ciglio non si alza. Bravo, giusto. Nel continuare, uno contro 100, uno contro 1000. Perché? Perché Nicola è sempre stato imitato, oppure l'hanno voluto imitare però non ce l'hanno mai fatta. Allora se vanno a cucciare, si dovevano accucciare tutti e 100 paranzi, dice allora uno contro 100, uno contro 1000 ma non ce la fanno fare. E vince sempre Nicola. Ma non ce la fanno fare, come si usa dire. E ok, adesso con noi ancora uniti per la festa dei Gigli e Pessambolo. E invece una cosa diretta te la chiedo subito: che cosa vi entusiasma di più del capo Paranza Trinchese? Qual è, diciamo, l'incentivo maggiore che vi dà? Guarda nella telecamera. No, è l'euforia che ci dà Don Nicola, la carica è impressionante, quindi grande, ok, è unico. Ok, invece a voi voglio chiedere una cosa, a tutte e due, mi rispondete tutte e due insieme. Sì. Perché i cittadini nolani devono votare il Giglio del Salumiere su questa puntata? Perché noi, Comitato Nola in Festa, con il Giglio del Salumiere e la Paranza di Via San Massimo, insieme a tutti quanti lo staff tecnico del Giglio di quest'anno, vogliamo portare il saluto della festa eterna a chi era di Nola, a chi era della Paranza di Via San Massimo, a tutti quanti coloro che adesso dimorano nei cieli e a tutti quelli che verranno successivamente. Grandissimo, perché io con te voglio... E niente, a questo punto... Benissimo, benissimo. Ok, vai. E Patrin che se va, nessun ti fermerà, e tutto va valere ciglia da sapere, che non esiste una Paranza come te. Grande, con queste Vai Nicola, vai. Oh! Un momento. Un attento. Start 97 sulla via sinistra, via!
parlava d'amore, tu mi ricevi sempre la stessa. Non voglio più tenere te in tuo cuore, oggi è di mano niente si per me. E padre inglese, l'unica bandiera in sto paese, questi bambini, pure chi stanno mondo fai cantare. Lo 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 lo. Quando parlavo d'amore, tu mi ricevi sempre la stessa. Non voglio più promessa di tuo cuore, oggi è di mano niente si fa me. E padre inglese, sei l'unica bandiera in sto paese, con sti bambini, pure chi stanno mondo fai tremare. Voglio siamo pronti, tutti che mano, tutti così. Si bemolle, si bemolle. Salutiamo. E Patringhese. E tutto va da sapere che non esistono paranze come te. Elettrichese. Ciao ciao. Abbiamo finito, Nico.